Venga a noi il regno vostro, i casa donne vieni. Sia fatta la tua volontà. Sarà da finestra da cucina, sì, da due cose. A così in cielo come in terra. Ma che sta sta tetta? Dacci oggi lo nostro pane quotidiano. A buttata è, ma poi c'è a grada. Venga a noi il regno vostro. E che fu sto sgruscio? Come noi le rimettiamo ai nostri debitori, senti, non ti scandare, questo sarà un atto che ci dalla finestra. Non ci indurre in tentazione, vero? Isso è attazzo mascola e saghiese. Ma liberici dello male. Su atto, io un pezzo da livato. Se non è stato a ceppare, io ora sarò qua già sturato. E così sia. Dio vi salvi, oh Maria. Ma sa cura è? Santa Maria, figlia di grazia. Ma saranno dure di notte. Meglio ne diciamo solo due posti a non gaccani giorna. Dio ti salvi, oh Maria. Santa Maria. Oh signorozzo, lo sa che siamo vecchiaretti e non compatisci. Salve regina, che fede. Ma ci deve misericordia. Vero è. Vita, dolcizza, speranza nostra, ma sa donne viene. Ma a me mi pare feto d'asso. A voi ricorremo, figli di Eva, che angenne e lacrimanno in giasta valle di lacrime. E chi c'è foca domani? Ma può essere che c'è un umano con te sotto? Donate. Vero signore! Ma sai... Allo per mia! Vedi che tu... Tu stai bruciando, tu! Ma date che c'è? Stava spappando! Meno male, signori! Vedete che fa 40 anni che ne stava avvenendo! Signoruzzo! Aspettati. Buono, niente fu. Non scadde fare, niente. Non ne erano giunti? Anda sta valle delle lacrime. Ah, sì! La che vostra misericordiosi è davvero madonnuzza! Non ne pannonate mai! Ma guarda tu sempre con questo mono con te sotto. Dai, con questo mono con te sotto, ha detto che fai bambe. E dopo di questo esilio, oh Clemente, morte subitanea, mi scandai! Che fu? Ma come puoi essere? Qui è. Io sono Nanni, capite? Ciccinetto. Ciccinetto non è qui. Ce ne do nostro figlio, che come vuoi che non ci astura? Che ne sa? Ce l'ha po- Aspetta. Ciccinetto. Oh, Ciccinetto. Ciccinetto. Trase, Ciccinetto. Anna non sa caro. Oh, no. Figlio, Ciccinetto! Figlio. Gioia, amado! Come si? Ma come fu che non ci sta astura? Come mai astura? Senza avviso! Senza fare un telegramma, ma... Sì. Ora vi conto tutte cose. Ma che quando figlio. vi taglio prima, quando siete belli, non avete un altro abbraccio. Ciccinetto. Ma sa che non vi vedevo. Ma che sai, Ciccinetto? Che sai? Con una tandiglia, una tua vecchia, sta Ma vecchiaretta! perché che fu? Adura, mentre che ne diceva un buon rosario, stava facendo una mamma! Guarda che cercava! Ah, madonnuzza mi salvavo! Niente. Perché se brucia una scatto di faretto qua monaco, io da là sempre di sotto. Ma niente, tutto due costa. Sì, Tutto state due. gettando a fuoco. Figlio, non avere paura! C'è la madonnuzza che ci pensa. Piuttosto, quando ti taglio tandicchia. Che più grosso t'ha fatto, salarato! Che bello, quando si fece. Ma tu ricordi quando buttavo il sacchetto che pareva scaramuccio, pareva, grande Dio. Ma senti, ma non hai famuzza? No, Dopo no, tutto no, questo no. viaggio, certo No, che non hai no, famuzza. Ma sicuro, piuttosto, ma che ci diamo a sto? niente. La fretta di dove, Sì, Nanna? sì. Ti soppressata, le venire. Un talettino è sempre pronto che ti aspetta, non Pronto. ti sconzato mai. No, grazie, Nanna. Ma può come ora andate a parlare né di mangiare né di Ma donne? perché non mangi? Io non ti cucchi. Ma certo che mangiamo cucco. Allora- Ma fate che non venne solo. E con come veniste? Aspetta, Gonzetto. Veniste con la cucina veduzzo. No, non si può tassare roda, nonna, perché non ci può provare così. Piuttosto, niente mi domandate.
E che stiamo a domandare, Sciato? Che stiamo a domandare? Senti dire, sciatto. E non ve lo immaginate. E non me lo immagino. Dottore! Dottore! Dottore in Dottore, ma medicina non- e chirurgia, col massimo dei voti e la lode. non dici che sì. c'è niente. No, No, allora, che c'è- scherzo. Adesso chi c'è qua? Chi sta l'aneddo che mi ha regalato l'amici di laurea? Tutto benedetto, figlio mio. Ora che tuo nonno c'hanno il dottore in casa, e che poi non morire contento, ora. Figlio mio, Doro, casi arricchizza la nostra casa, bello! Arricchizza, arricchizza i suoi Vediamo, vediamo. Che calendario! Bello pedere. Ma che grosso, ma sono calore! Uomo, bedone. Chi è sto Gianetto che pare una figlia di matrimonio? Ecco, non ne venne per questo motivo. Perdonatemi e benedicitemi! Ma che stiamo a perdonare, Ceccinetto, scusate, che come nasce? No, non mi suso, so prima non vi conto tutte cose. E parla, sciato, che così ne tiene cullone ma sospeso? Che faciste, padre? mi ci imbasso anni, senza domandarvi consenso. Sì, che parla, per Ma che carità. faciste? Non hanno lasciato così. Ma maritai? Te maritaste! Sì! Ecco, Perdonate. senza dire niente a noi. Perdonatemi! E te non ne chiedono, gente che ti proibivano di maritarti, Anzi, è che l'avevano a piacere, Chiscio. Ma sa che ti pigliaste per non ne dire niente. No, Nanno! Sì, No, sì. Nanno! A carosa è un angelo di bontà e di virtù. E credetemi, sopra l'anima di mio padre che era vostro figlio. Ma allora perché ti maritaste di nascostamente, Perché la Non ce la moccione? può fare sta partita, Perché? Perché la picciutetta è poveredda e io ancora non mi avevo laureato. Perdonatemi! E che ci faceva se era pure, Tu, a ta dote ce l'hai, e che la tua professione. Altro che non può mantenere moglie, ne può mantenere magari 3, senza bisogno di dote. Giusto, dice Tananno. Susciti, vai, susciti. Ma mi perdonate? Perdonate. Che te perdono, ma l'ha creanzato, che te perdono. Come faccio a non te perdonare? E voi, Nanna? Ma pure a me mi domandi per Pantolo. Io avevo mezz'ora che ti ho perdonato, figlio, combatto. Ma senti, come si chiama? Serafina. Che Serafina. bello no. E sto appetito pare un serafino davvero. Ma senti una cosa, ma di che famiglia è? Buona. Gente buona, decaduta, però persone distinte. So vedete come legge e come scrive. Ma senti una cosa, Bruglioniello, senti una cosa. Ma come puoi essere chi lo dici? Per maritarevi, i banni, non l'hanno a pubblicare magari qua. Come quando paese non se ne sa più niente. Perché ne maritiamo solo da chiesa, sono stato civile ancora la ma fare. Ah, figlio, anche se tutto ragione hai. Io stato civile invece quando facevi. Domani. Che i parenti di Ida e con voi. Per chi so viene? Per venire a pigliare e portarvi con me in una città. Ma veniste allora qui? No, solo viene. Io non sono posata nella locanda. No, quale locanna? Ida su da, che ne aspettano. Piuttosto facciamo correndo, appunto che sono da. Ma non che spicciamo, ne sa che può pensare, di signore. Spicciamo, ne diamo verso e ne pensiamo. Va bene, oggi la carrozza. Ma quando siete belli, Nannarete, è buone, soprattutto buone. Vattene, Messere, vattene, Facciamo la carrozza, stai con vattene. Che forza che aveva salarato. Sì. Che bello. Perdoni. Tutta buona muzza di sa pace. Sì. Piuttosto dammene verso, Florente, dammene verso. Pensiamo quanto... Ma di mangiare che ne portiamo? Sono prestati alle venire. Ma senti, ci sono due vicende, all'improvviso fu, bessiamo, chi lo potremmo bessare? Avanti, dammene verso. Da banda.
Oh, oh. Serafinietta si chiama, Serafinietta. Tu è buona e brava, come dici, e che tutta santa e benedetta. Ecco. Ma dovresti Iddo, tutto st'obbligo non l'aveva da Terennillo. 25 anni l'aveva fatte, a roba è da so. E magari medico a dottorato. Buono, per questa cosa i sonanni ce l'ava a dire. E ho torto là lo stesso. I sonanni l'hanno cresciuto come se fosse un baronetto. E ci doveva dire, ecco. Sì, si Tutto questo penso e dico, picciotti sono e hanno la testa leggia e non ci pensano a queste cose. Ah, si sa, ma da cionde però Iddo, ne domandavo perdono in ginocchio, eh? Va bene. Senti. O vino, o pigliate che do carretta di buono, va bene? Ma certo, se Sì, sottintende che sì, su... giù. Sì, ammonino. Ce n'è un attimino, stavo venendo. Stiamo- Aspetta che vengo. Ah. Sì, io sto passando avanti, va bene? Passa, il tempo che mi metto a giacca io. Ce n'è. Ma io no, Sta venendo, figlio. Pensaci tu, mi raccomando. Ammonino, facciamo questo viaggio da Catania. Chi è che stai cercando? Io non sono raccamata. E perché? Perché mi servono per conzare il letto dei nanni, che dava tutta la nottata che sono una carrozza e fa quando che stanno venendo e c'è conzare il letto. Ce l'ho io. E Mi cosa servono a fai? me. Per una cosa che so solo io. Ma che va a vedere, voglio sapere che fare, bella madre. Poi quando te ne accorgerai, dirai bravo a pace. Voglio vedere. Devi vedere. A te ne sto un malo vizio di tua madre. Che senza sapere né perché né per come parla sempre assai. Avanza, cammina, va. A poi vedere che sto presa per preparare. Voglio vedere, a Voglio vedere. Io... San Giovannuzzo. Sappiamo un assendere. Ma che mi tagliate ancora l'adio? Basta. Poi una cosa che succede un anno fa ancora mi tenete la ciumma. Ma voi lo sapete che una mano lava l'altra. E perché sto bisogno di vuoto? Sì, però voi siete un poco conosciosi. Sì, conosciosi, sì. Volendo quando vi potesse cangiare la faccia, per esempio c'è un santo, Sant'Agostino. Ah, ci scherzate? Sì, che non hanno fa miracoli. E fa, e magari bello nominato. Ci fosse a Madonna do Carmeno. Che facete? Ci scherzate? Che da fa miracoli, che non si contano e non si dicono. Ma io sapete, è femmina. E che femmina non voglio venire a che fare. Ma basta già disgraziate mia moglie. Sì. Noi siamo l'accordo era chiddo. Io vi facevo le litanie, vi facevo l'orazione e voi ci facevo seccare la lingua a mia moglie. Sì, basta la parola, un sol cenno, ci siamo capiti. Sì, San Giovannuzzo, come dicete voi. Oggi... Ancora il gioco sì. Una santa mattinata che si è precantato una stacona. Vediamo se mi fa vedere che bottate nervoso, ma che oggi che stanno giocando in anni. A meno Dio te venisse, chi da maligna, questo muore e me la sembace. Ma che senta a fare, Aliotto? Avanti, tornati nel tuo nuovo appartamento, dato che tu trasferissi a due ora. Austino, i lenzuola mi servono. A conzare i letti dei nanni, dei carusi e magari che di nostre. Come faccio senza lenzuola? Calunnia e non altro, i lenzuola te la sai, bene, tagliata, metà a cocotello, vattene, va. Sì, rapete, facci sentire tutto questo. Forza, già si tenne. Già si tenne. Dio, che te ne sparare a scancio. Già si tenne. Uomo di galera, tindo
a pure cenere. Ti chiappavano da per sempre. Serafina, Casu, madre, venite, casu. Padre, venite, che casu. Senti, Serafinedda, facciamoci buona cira, eh? Nanne, venite. Casu. Così. Tante belle cose. Carissimo compare Calorio, carissima compare Provvidenza, tanto piacere nella vostra riconoscenza. Tanto piacere, tanto piacere. Figlia, fatta avanti. Ci presento mia figlia Serafina, alla presente la moglie di vostro nipote Ciccino. Figlia, fatta conoscere. Fino. Benedicitemi, nanno. Tutta santa e benedetta figlia. Nanno, benedicitemi. Santa, ricca e che ne deve tu, figlia mia. Bella, che bella. Andiamo a fare che siamo tutte. Giusto, sdimenticavo. La soggera di vostro nipote Ciccino, al presente la mia consorta. Tanto piacere, comare. Tanto piacere mio, comare. Tanto piacere, Tanto piacere. Comare, se volete mettere in libertà, volete riposare per tanti chiedi, camminasse con me che accompagno nella sua camera. Grazie, comare, grazie. Serafinedda, cammina magari tu. Vieni, figlio. Tanto casa vostra, sapete una da E mettere- bravo Maiennero, bravo, zoccodiciste faciste. Bravo Ciccinello, vieni qua. Grazie papà. Sentisse carissimo compare Colorio, io ci vorrei fare una preghiera. Decisi. Se per ipotesi sia di giorno che di notte, mi venisse a cercare un certo Orazio Scavunnetto inteso fungire dell'ambionario, mi disse che io per questa persona non ci sono mai, Ma chi è malo cristiano? Chi? È un seccatore, ma di quelle che rompono però le scatole dei corbelli. Sta sapete. Ma che seconda vostra papà? Ma perché, figlio? Perché? Lei deve sapere, carissimo compare Calorio, che questo Orazio Scavonnetto, inteso fungida ulambionario, si era ingiammato di mia figlia Serafina. Sì, ingiammato, aveva sbambato libero. Sì, mia figlia però, che cosa ha fatto? Giustamente, si è coniugata con il qui presente vostro nipote Ceccinello. Ora questo armale, questo malo cristiano, non è che se la prende con mia figlia, oppure con suo nipote Ceccino. No, ne vuole con una soddisfazione di mia, e mi perseguita per tutta la vita. Ma ce ne può essere armale salvaggio simile, Io pensando a questo cristiano mi ci butto tutto, perché penso, come, chiudo le manicomi e lasciano libero a questa pazza e libertà. Scusate combareddo, ma io mi bevo un bicchiere di vino perché pensando a questo cristiano mi sciabazzai già. Facisse. Scusate, Ossia io in casa so. Facisse, ma quando sento... Suo signore che professione fa? Va, sapo ossia. Ma no, la stessa vedere in bazzo, ma poi vostra che ce la buttare chiucca. Sì, a te pare. Prima di tutto quando scendero dalla carrozza i tonanni era ammucciato del re. E poi trattandosi del pazzo, come si dice, così addosso si avvò. È giusto? È giusto? Se bevessi un bicchiere di vino, la salute mia di Serafina che meglio è. Sì. Che non mettiamo piedi in casa di mio figlio. Da quando morse. Non faccio così, comare. Non te ne conto, comare. Non faccio così, comare. Ora ci sono cose di gioia. Che comare. I comodità che avete nella città. Non c'è mica l'avemo in campagna. E niente, qua ave spara. Figlia Serafina. Ti permetti a nonna che ti chiamo di tu, Concetto, non come mangiare, non male, Serafina. A casa di mio nipotetto Ciccino ormai è casa vostra. Come? Sentite, noi dalla campagna vi portiamo due cosicette. Se ne settiamo e ne pigliamo un bello mozziconietto. Va bene? Buttiamo due alle venire, frittata d'uova fresche, formaggio, sorpressata. Dove così che domani le infornate, certo, all'improvviso, senza avviso, fuamo, perciò... Mare, ne andiamo da bana e a bestare a tavola. Sì, però, comare, ossia non vi faticate. Facciamo tutto cose nuove, vero Serafina? Sì, facciamo Camminiamo giù. Facete, Andiamo a nanna. bessare. Sì.
freddo stanando. Ma una cosa, Ciccinetto, Dimmi, no? ma tu suocero, e che professione fa va, per non mi sbagliare? Professore. Sì, sì, Professore? professore. Aspetta, che buono io cristiano Sì. allora. Professore, sì. Professore. Ma ancora faccia la professione? No, Lo vedo un poco vecchiaretto. No. Professore in ritiro, in pensione. Sì. Allora ossia si è ritirato. Sì, a stura certo che mi hai ritirato, dell'ufficio mi hai ritirato. No, dico, dalla professione, dell'ufficio, si è ritirato. Ma nipote mi disse che ossia è professore in ritiro. Sì, sono un professore in ritiro, mi sono ritirato, sì. Professore in pensione. Ah sì, sono proprio in impressione. A causa di questo Orazio Scapunnetto, adesso fungito dell'ambionario, che mi fa stare impressione. Ma no, ma che scappa. Professore in ritiro, ritirato. Ah sì, sono in pensione, sono ritirato, sì. Se mi avessi un bicchiere di vino. Caccela, La salute mia e di Serafina. Sì. E poi chiuttato, senza fare cerimonie, andiamo a cuccare e andiamo a riposare, va bene? Come a stura che siamo con Baricalorio, in campagna c'è una bellissima dieta di campagna che fa venire bello appetito. Sì. Appena mano ci vuole ogni tanto per il cittadino un poco di riposo. Sì. Io quando stimaveste l'occhio me ne venisse a stare gioco, basta di stare tranquillo e sereno senza a svariarmi tante chiede. E cose giuste. Sì. Si desidera sempre e chi duca non si ave. Voi da città e che desiderate la campagna. E che noi invece da campagna e che desideriamo la città. Ecco, sembra così, sembra così. Sembra sto Però un minuto che io... Tutte cose pronte ci sono. Tutto. Ma poi quando cose Ma caputtano. quale comare che tu fisserei famo così senza avviso? Manco fatemi preparare niente. proprio, niente. Professore, Sì, compare. professore, ma chi è in città ne passino per queste fatte? Ma Ai! bellissimo. No. Questo è per mia comaretta e per mia nipotetta. Queste cose gentili su, cose di femmine. Poi se ce ne vogliono da tante chiede, liberi di fare. Mascolo e un gennano. Tenisci, questo è da ciò. Ma cosa, ma che Un galanteria. supero potesse mangiare al reggimento. Dammi mezzo piro. Di quella pira ne voglio metà. Medietà. Tedesco dammi ne mensa. Di quella pira ne voglio metà. T'angruppare. Desanesta. A maiennero. Grazie mamma, grazie. Desanesta. Come una Vado mamma- io di che da mia pace. Bella figlia tu sì. Bella, E usiamo ora, signore May, senza fare troppe cerimonie, ne mangiamo sto cusuzzo che ne buttare in annere di me e andiamo a riposare una serenziata. Che stasera ma di essere belli e riposati. Va bene. O se ne stanca, nonno? Sì, Ciccinetto, non faccio cerimonie, menzuretta, ma io magari io, quando mi riposo tanticchia. Lo faremo in bafracete. Serafina, Calore, Sì. ma ricordate? Aveva che non mi stancavo da così. Di quant'ala che si maritava uno suo figlio nenuzzo, ma ricordate? Sì, avanti da ieri, amonine, Florenza, avanti da ieri, fuga. Amonine. Ciao settenne. Mina, che ci a fare pensare? O piro mi stai mangiando. T'angruppare. Passa avanti. Cammina, con Mi dica tu la correre. Te la correre, Che mazza. vuoi sbirru? Stanotte mi inzunnai alla mezzita, era meglio di una mela incilippata, una vistinetta tutta trasparenti, ma rusmigliai e non capì più niente. Parto un picchiato e vai un'irusiggia, con l'occhio rossa testa frastornata, veglia di lume cori fa mengiare, candali vrazzato voglio restare.
Sacurinedda da me vita, non posso stare più lontani tia, che ti aiuta muri stai sbambando, a testa mi sta proprio scoppiando, finuzza geniosa e zuccherata, finiscila di fare l'affrontata, sciato di lume cori fammi entrare, cantali brazzato voglio restare. Stamatissimo compare Calogero! Oh, Combareddo, non ci sta che c'è una cosa. stai venendo, stai un po' cascino. Te ci sei compare il professore? Come siamo combinati? Io da parte mia sogno pronto. I femmine sono conosciuti, chi ti ancora stanno aspettando?